8 maggio 1917. Con nostro stupore nella mattinata, circa fino alle ore 10, ha regnato calma perfetta. Il silenzio del cannone in questa località infernale è una novità. È stato propriamente nell'avvicinarsi il mezzogiorno che l'artiglieria ha ripreso un tono violento, violenza che è andata sempre aumentando. Il nemico dopo mezzogiorno ha martellato furiosamente i cocuzzoli del Pechincha e del Fai. Nella nostra dolina sono passati avanti e indietro diversi ufficiali superiori e generali di ogni arma, che andavano in ricognizione in prima linea. Il fuoco d'artiglieria ha diminuito notevolmente di violenza soltanto al calare della sera. Il Fante, nelle sue previsioni di oggi, dà per certo una nostra prossima grande offensiva sulla fronte Giulia. I sintomi confermano queste previsioni. Nella dolina Sora, ora, stanno accantonati la prima compagnia e il reparto zappatori del nostro primo battaglione. Questo è arrivato qualche giorno dopo di noi. «8 maggio 2015. Caro nonno, grazie per il diario che ci hai lasciato. Adesso credo di aver capito che cos'è la guerra. E ora capisco anche le immagini di violenza che passano per la televisione e mi fanno molta più paura. Tu non ci crederai, ma io ancora oggi le vedo in TV. In Ucraina, Nord Africa, Medio Oriente. Forse tu, avendo vinto la guerra, pensavi fosse finita. Oppure, avendo vissuto anche la seconda, hai capito che le guerre non hanno mai fine. Spero di non essere costretto a vivere esperienze simili. Vojna je pustila na našem ozemlju veliko sledi. Grozota je bila. Vse naokrog so padale bombe. Ubile so nešteto ljudi, rušile domove, naše vasi in uničile so lepoto narave. Vojna je pustila globoke rane v človeštvu. In tudi narava nas na to spominja. Po poljih, po gričih in po hribih luknje zdaj so, kjer nekoč jarek je bilo. V jesenskem času na našem okrasu občudujemo prelepi rdečkasti ruj. Rdeč je, kot znak, simbol človekove rane in krvi, ki so jo tukaj na našem ozemlju pustili vojaki. To je slika od kjer je moja nona se rodila.
V bistvu ona je, ko se je zgodila ta tragedija oziroma vojna, je mogla zapustiti vse svoje otroške spomine in sorodnike in seveda z Nonotom se preseliti v drugo državo in začeti na novo življenje. To je bilo pred več kot 20 leti, ko se je zgodilo, in danes v bistvu, ko pogledamo nazaj oziroma ko bi šli na isti kraj, ne bi videli nič, samo ostanke požgane vasice. Vidim strah v očeh, vidim solze in bolečino, predvsem bolečino, ker zapustiti svoje najbližje ni tako lahko. Lepo bi bilo, da bi nekako, ko ljudje bi se preselili, ne bi se preselili samo, mislim, zaradi vojni ali zaradi raznih grozot, ampak zaradi tega, ker si oni to želijo. In da ne bi za sabo pustili spomine, ampak da bi lahko po nekaj letih se tam vrnili in spet videli svoje rojstne hiše in ne bi nekako, da bi bilo lepo, da bi ustvarili, da bi to bilo mogoče na svetu, da bi bil mir. And how much did you pay to come here? 18,000 euro. Each? Yes. And where did you get this money? Yeah. Our home, our father, brother, my Woman, Back in home in Afghanistan. why did you left her? We can't take her. We can't live with women in like this place. Islamidi